Ci troviamo all'Istituto Comprensivo Quasimodo Villa Seta Monserrato, un istituto che comprende più di 7 plessi dislocati tra Villa Seta, Monserrato, di scuola primaria, di scuola dell'infanzia e di scuola media. È un complesso organo istituzionale che è composto da numerose scuole con diverse problematiche. Ne parliamo con il preside, il dirigente scolastico Di Carlo. Preside, al momento 3 plessi di scuola media. Noi ci troviamo in questo momento al plesso Monserrato. Che problemi si presentano qui? Ma infiltrazione di acqua soprattutto. Chiaramente il plesso non è completamente finito perché non è finita la palestra, però con le aule sono a posto momentaneamente, però il discorso è che ci piove. Cioè, abbiamo avuto delle gravi infiltrazioni di acqua che hanno presentato dei problemi gravissimi. Il comune quest'anno ci è venuto incontro, hanno fatto dei lavori. L'altro plesso che si trova a Villa Seta, il Quasimodo, invece momentaneamente è sede del CTP, però momentaneamente non è frequentato da alunni. No, è frequentato dagli alunni del CTP, dagli immigrati soprattutto. Noi abbiamo 5 classi di scuola elementare, diciamo, per gli immigrati, soprattutto ci si concentra sulla lingua italiana, gli insegnanti sono di scuola elementare e abbiamo altre 2 classi per la licenza media e le 2 classi di licenza media sono frequentate da alunni dispersi, perché noi praticamente così possiamo recuperare gli alunni che abbandonano. Quindi è un attimo il suo istituto, è anche un istituto di frontiera, vista anche la collocazione territoriale, perché abbraccia Villa Seta, abbraccia Monserrato. Sì, chiaramente è una frazione che, come noi sappiamo, soprattutto Villa Seta, presenta dei problemi di dispersione scolastica, è un'area a rischio, diciamo. Quindi noi abbiamo dei progetti ad hoc, infatti stiamo facendo un PON come prototipo, per far sì che i ragazzi si appassionino alla scuola, quindi faremo canoa, faremo nuoto, faremo orientering, attività teatrali, tutte queste attività che possano far sì che i ragazzi si appassionino a venire a scuola e quindi da non abbandonarla.